Vestiti, scarpe, piatti, un asse e un ferro da stiro, gomitoli di filo, tappeti e poi decine di sacchi dell'immondizia. Tutto gettato sul greto del fiume Monticano a Vittorio Veneto. Era un primo pomeriggio, di quest'estate appunto, a fine luglio, circa a metà fine luglio, quando, ci siamo accorti nelle prime ore del pomeriggio, di questo scarico inopportuno. L'amara scoperta fatta da alcuni residenti. Abbiamo subito interpellato chi di dovere, sappiamo che, in questo mese e mezzo, sono usciti comunque i vigili per vedere se all'interno di questi rifiuti, potevano trovare documenti o qualcosa insomma per poter risalire al proprietario di tutto questo. Sappiamo che sono stati trovati. I rifiuti erano stati abbandonati sulle rive del Monticano, ma con il passare delle settimane, anche a causa delle piogge, sono finiti sul greto del fiume. Da metà luglio ad oggi si sono mossi, l'acqua non è stata abbondante, però comunque sono scesi. In questi giorni il Monticano è ancora in secca, ma le precipitazioni previste nei prossimi giorni potrebbero ingrossare il corso d'acqua e trascinare le immondizie. Tra i residenti cresce il disappunto, ma anche la preoccupazione per un possibile danno ambientale. Dopo un mese e mezzo, due, insomma, pensavamo e speravamo che il tutto potesse essere raccolto.